coordina. Ecco, Diego Canoli, Comitato SS Sant'Antonio di Padova. Ecco, lui tratta il tema della difesa degli ospedali pubblici in rapporto al territorio, lista d'attesa. Senti qua. E in generale. Grazie per l'invito alla vostra conferenza. Io vi parlo come, diciamo, sono un medico, ma oggi vi parlo come cittadino e come malato che usa il Servizio Sanitario Nazionale. La zona appunto in cui siamo, il Polesine e Padova, con l'apertura dell'ospedale Sant'Antonio che è stato ceduto gratuitamente all'azienda ospedaliera di Padova, sono stati sicuramente nella regione Veneto i due esempi, diciamo, di maggior tartassamento con il nuovo piano sanitario, le nuove schede regionali. Noi come comitato ci siamo mossi inizialmente ovviamente per cercare di tutelare il nostro ospedale, ma oggi più che del nostro ospedale Sant'Antonio voglio parlarvi di alcuni principi generali che riguardano tutti e riguardano la sanità in generale nel Veneto. 8 febbraio per Padova è un giorno storico. 8 febbraio del 1848 nascevano i moti di risorgimento in Europa, partiva a Parigi, poco dopo arrivava a Padova e il casus belli fu il funerale di uno studente morto, sul listone arrivava il carro funebre con al seguito gli studenti e i professori, dall'altro lato arrivava il maresciallo austriaco che non voleva lasciar passare gli studenti e da lì tutto quello che è scaturito. Quindi 8 febbraio può essere una data buona per cominciare a fare qualcosa da cambiare, per cambiare la situazione qui in Veneto. Noi come comitato stiamo cercando di organizzare un coordinamento dei comitati sulla salute e sanità in Veneto. Abbiamo già fatto un primo incontro, vedremo se riusciremo a fare qualcosa di unitario. La situazione che abbiamo visto è una situazione così drammatica un po' in tutta la regione. Non c'è una provincia, non c'è una piccola città col suo ospedale che non ci dica sempre gli stessi problemi. Il primo problema, liste d'attesa e galleggiamenti. Non so se avete idea di che cosa sia il galleggiamento. Il galleggiamento è: io arrivo al CUP, faccio una richiesta di prenotazione, mi dia i dati, il numero di telefono, mi faccio una copia della sua impegnativa, la richiamerò. Quello però non entra nel conteggio degli indicatori della regione, per cui se voi aprite il sito della regione gli indicatori su quando vengono date le prestazioni sono tutti verde, perfetto. Questo non è vero, come non è vero e non rientra nel conteggio se appunto, come dicevamo prima, uno dal Delta del Po da Boccasette gli dicono vai a fare la visita al Tarcenta, capite che uno giustamente dice io da là come ci arrivo, quindi rinuncio. Rinunciando quell'impegnativa non risulta che non è stata evasa nei tempi e nei modi giusti. Quindi il problema importante è quello delle liste d'attesa e soprattutto la tutela quindi delle persone fragili. Pensiamo agli anziani, pensiamo all'età pediatrica. Quelle sono sicuramente due fasce che devono essere tutelate. Non dobbiamo favorire il turismo sanitario che purtroppo, avendo creato delle ULSS provinciali estese con vari presidi ospedalieri che formano la rete, quello è inevitabile perché l'organizzazione fatta così prevede che tu possa fare un percorso, un iter sanitario, però ricorrendo magari a 4-5 ospedali, facendo 1000 km in una settimana. Tu hai avuto il tuo percorso, per la regione è corretto, ma per chi deve subire questo percorso non è molto corretto. Quindi ci sono delle problematiche su dove riesci ad accedere e quando, quindi i tempi che effettivamente ti danno e poi come accedi al pubblico, accedi a un privato convenzionato, oppure se nel galleggiamento non ti richiamano e quindi vai per forza tu nel privato o privato convenzionato. Zaia diceva sì, 12% diceva Guglielmo il privato in Veneto. In realtà se voi guardate il piano sanitario, la relazione sul piano sanitario regionale ultima che è uscita, lo scrive la regione, i numeri veri sono circa intorno al 30%. Questa è la realtà. Quindi non è assolutamente vero quel del 12%. Quello che si sta facendo è che si sta socializzando i costi della sanità e privatizzando gli utili. Cioè tutto quello che costa resta in ospedale,
tutto quello che fa utile viene dato fuori, questo dobbiamo renderci conto. Le ULSS nel loro rimborso e nel loro, diciamo, tentativo di pareggio di bilancio lo fanno con una cosa che si chiama case mix, cioè io so che in questa ULSS è previsto che tu faccia delle cose che costeranno molto e tu ci perderai, però so anche che farai delle altre attività e io te le remunero un po' di più di quello che valgono, per cui alla fine si raggiunge il pareggio. Ma se io mi tengo solo nel pubblico le cose che costano tanto e do fuori quello che invece fa fatturato, ovviamente è difficile mantenere bene i bilanci delle ULSS. Quindi cosa succede? Succede, per esempio, riabilitazione, faccio l'esempio di Padova, 15 posti letto nel pubblico, 10 a Sant'Antonio, 5 in azienda ospedaliera, oltre 120 letti nel privato convenzionato. Quindi uno già a priori ci rinuncia. Sempre nella relazione del piano sanitario troverete circa il 70% della riabilitazione viene fatta nei privati convenzionati. Quindi uno a priori rinuncia o dice o io non sono capace, quegli altri sono più bravi, però là ci abbiamo rinunciato. Altra problematica, la questione della salute mentale. La salute mentale con diciamo, le programmazioni che ci sono state e con diciamo, anche qui tutto l'aspetto delle residenzialità dei centri diurni, rischiamo con le ultime cose che sono state approvate di ricostituire dei piccoli manicomi. Adesso si sono inventati dei centri residenziali sopra i 45 anni, pazienti cronici, rischiamo di rifare i piccoli manicomi. Anche qui la maggior parte di tutte queste attività di varie forme, diciamo, di residenzialità sono in appalto a cooperative, a strutture, diciamo, private che prendono i fondi dalla regione, avendo il contratto, avendo i fondi, accedono ai mutui e praticamente costruiscono a costo zero, senza metterci una lira, una struttura privata convenzionale. Altra questione, il legame tra quello che dicevate anche voi giustamente prima, il territorio e la parte sociosanitaria. La cosa eccezionale che era diciamo, il modello sanitario del Veneto è che era la ULSS con 2 S, socio e sanitario, che non esisteva fino a poco tempo fa in nessun'altra regione italiana. Questa parte viene messa sempre più a rischio. Viene messa a rischio perché? Per le difficoltà che hanno i sindaci nel trovarsi e nel fare le conferenze dei sindaci, nell'attuazione dei piani zonali, cioè le ULSS insieme con i sindaci dovrebbero coordinarsi, fare degli incontri, stabilire i piani zonali, vedere quelle che sono le esigenze dei propri cittadini per ogni territorio e dopo dovrebbe esserci il finanziamento. Anche qua sulla parte del finanziamento diciamo c'è una parte sociale e una parte sanitaria. Ora, la parte sociale è quella che pagano i comuni e questa parte sociale però deve avere dei finanziamenti. Questi finanziamenti devono essere congrui a quello che bisogna fare. In Veneto c'era stata prima una ripartizione 60-40, poi c'era un 20% che lo metteva la regione, però quel 20% da dove veniva? Veniva dai soldi che lo Stato dava per fare i LEA, i livelli assistenziali essenziali. Utilizzo dei soldi dei LEA, altro punto problematico, tutte le ULSS non ricevono tutto quello che è la quota capitaria per ogni assistito che c'è nella ULSS, viene dato meno e questo dare meno permette poi ogni anno, a fine anno, di coprire i buchi del bilancio. Però non dovrebbe essere così la gestione dei soldi. Tutti i soldi per i LEA dovrebbero essere impegnati per i LEA e quindi per erogare servizi ai cittadini. Se no uno parte ogni anno svantaggiato perché riceve meno di quello che serve. Questo è un altro dato importante. E dal punto di vista anche sempre diciamo, della parte sociale e territoriale, teniamo presente anche le strutture di IPA. Si attende da anni una riforma dell'IPA, anche qua c'è una parte che è la spesa sanitaria che è ferma più di 10 anni fa, quindi le strutture cosa fanno? I malati hanno, diciamo, i pazienti, utenti
degli IPAB hanno sempre più, diciamo, bisogno di parte sanitaria che ha un costo elevato. La parte sociale la mette il comune o una parte, diciamo, deve essere messa dalle famiglie. Anche là potremo discutere se è giusto oppure se non sia più giusto, come dice la Costituzione, che deve essere lo Stato che garantisce la salute di tutti i malati e quindi non dovrebbe essere chiesto nulla alle famiglie, perché alle famiglie poi viene chiesto sempre di più per coprire questo gap che c'è tra la parte sanitaria, che costa molto, e la parte sociale, che invece viene messa dai comuni. Quindi questo è un altro aspetto. Altro aspetto è quello della programmazione che non può prescindere dal fatto di partire da dei dati che sono dati, diciamo, statistici, dati epidemiologici, dati sanitari. Nel Veneto già oggi un Veneto su 4 ha più di 65 anni. Nel 2060 è previsto che più del 50% della popolazione avrà più di 60 anni. Quindi dobbiamo attrezzarci. Mancano gli ospedali di comunità, si parlava in precedenza delle strutture intermedie, si era dato un certo numero di letti, 1700, 1800, 2000, quanti erano, ne sono stati realizzati un quarto, la metà forse. Poi quello è stato abbandonato, adesso si è partiti con gli ospedali di comunità, le unità riabilitative territoriali e gli hospice. Su tutti questi fronti siamo deficitari rispetto ai numeri che ci vorrebbero davvero per assistere i malati e le famiglie dei malati di cui hanno bisogno di questo tipo di assistenza. Altra questione, quella, diciamo, anche delle che avevamo toccato prima tra i vari discorsi, la carenza di medici. Anche quello è un altro problema della programmazione. Sono anni e anni e anni che da ogni parte arriva l'allarme: attenti che arriveremo più o meno in questi anni ad avere una grave carenza di medici. Quindi là c'è stato un problema sia di, diciamo, numeri di accesso al corso di laurea, sia il problema dell'imbuto formativo, cioè noi formiamo il medico, però non gli facciamo fare la specializzazione perché non ci sono abbastanza borse, mancano un tot di migliaia di posti ogni volta tra quelli che si laureano e quelli che possono entrare in specialità. Per legge, per lavorare in ospedale devi avere la specializzazione e quindi ci troviamo oggi a scoprire che mancano in Veneto circa 1600-1800 medici che non lavorano. Non ce ne sono, perché se andiamo a vedere o nel pubblico o nel privato, quindi non partecipano ai concorsi, ma come dicevamo giustamente, se la qualità di vita, lo stipendio, i turni, le responsabilità e tutto ha raggiunto dei livelli veramente esponenziali, se fosse vero che mancano medici non ce ne sarebbero né nel pubblico né nel privato né nelle cooperative che dopo vengono per fare gli appalti per il pronto soccorso o per altre forme di assistenza. Quindi anche la questione dei medici è un problema di programmazione. Ora, la soluzione che vuol dare adesso la Regione è quella di aprire un corso di formazione per medici, quindi finito il percorso di laurea, 6 anni di laurea, si fa un corso di un tot di ore alla scuola. Sì, alla scuola circa 500 medici sono, e le ore adesso non mi ricordo perché sono state fatte varie numeri sono stati dati, però non è che uno diventa medico specialista formato con 100 ore, 200, 300. Non ci sono i rumeni che volevano portare. Sì, però quando hanno visto come si lavorava qua, le responsabilità e lo stipendio, hanno detto no, noi guadagniamo di più andando in altri posti in Europa, quindi ci hanno salutato anche i rumeni. E questa era l'esperienza di Treviso di qualche tempo fa. Per cui adesso cosa ci siamo trovati? Che c'è questo canale formativo differente, per cui la Regione forma questo personale per mettere questi medici nei pronti soccorsi, nelle geriatrie e nelle medicine. Ma noi cosa vogliamo? Vogliamo che la casellina sia riempita al minimo della sicurezza o vogliamo garantire il massimo della tutela della salute e della sicurezza per il malato e per l'assistenza che gli offriamo? Perché ovviamente non può essere la stessa cosa, perché sennò allora, chi ha speso anni per specializzarsi è meno intelligente o è meno bravo di quegli altri che ci mettono poche ore. Quindi questo è un altro argomento importante. Richiedere
che ci sia una giusta programmazione di quello che serve il personale sanitario, che sia adeguatamente formato e dopo immesso nelle varie sedi dove manca il personale. Come dicevamo giustamente, l'altra problematica che emerge è quello di un'azienda zero che decide tutto e cala le decisioni poi sul territorio, quindi quello che doveva essere diciamo, un'autonomia delle varie aziende ULSS non esiste, non c'è autonomia, si fa quello che deriva dalle indicazioni dell'azienda zero o dall'assessorato alla sanità. Quindi questo è un altro inghippo da cui bisogna forse in qualche maniera liberarsi, superarlo, trovare un altro modello, anche perché è ancora da capire effettivamente se ci ha portato tutti i vantaggi che si speravano anche in termini di ottimizzazione del risparmio, ottimizzazione della spesa. Però poi una volta che si parla di ottimizzazione, di efficientamento, di razionalizzazione, bisogna farsi venire diciamo così, i brividi sulla schiena perché ci stanno fregando. In nome di queste cose qua sono state fatte le peggio cose ovunque. Sul concetto ecco, poi di sanità pubblica penso che qua siamo tutti d'accordo che quello deve essere tutelato nella forma dell'accesso, nella forma delle cure adeguate e diffuse sul territorio per tutti, per cui anche diciamo, nel piano sanitario la prefazione parla di prossimità delle cure e di facilità di accesso, ma questo come sta andando avanti adesso la nostra sanità mi pare che lo stiamo perdendo. Quindi queste che vi ho detto sono un po' le istanze che derivano da questo preliminare incontro che abbiamo fatto cercando di mettere insieme un po' di comitati. Adesso noi da questo punto di vista andremo avanti e vedremo se riusciremo così a poi costituirci in un coordinamento unico e poi a fare anche diciamo, una serie di manifestazioni e tenere diciamo, alta l'attenzione su questo tema che sicuramente è un tema importante perché diciamo, oltre a coprire un certo numero di posti di lavoro ricopre l'80% del bilancio regionale va nella sanità, sono circa 10 miliardi, poco meno 10 miliardi di euro. Per cui in ogni campagna elettorale sarà sicuramente un tema importante. Zaia sì, dice no, io non ho privatizzato il Veneto, però quando ho scritto queste cose su Facebook qualcuno gli ha risposto per le rime e il Gazzettino di Treviso ha dovuto fare un bell'articolo dicendo che il sentimento della popolazione era un po' differente rispetto al suo governatore. Grazie.